È stata interrogata questa mattina davanti al giudice di Siena Erika Cuscela, 25 anni, che da un paio di anni viveva ad Altavilla Vicentina ed era stata candidata nel 2022 al Consiglio Comunale di Taranto. La giovane è stata arrestata insieme a Denise Duranti, 37 anni, parente della vittima, per l'omicidio di Franca Genovini, 85 anni, trovata senza vita nella sua abitazione nel Senese, a Castellina in Chianti, nell'agosto 2024. Il giorno prima del delitto, Cuscela avrebbe ricevuto un bonifico dalla complice di 200 euro e si era così messa in viaggio. Secondo la procura, Cuscela avrebbe conosciuto Denise Durante su internet 3 mesi prima. Da quel contatto sarebbe nato un rapporto che avrebbe portato a una pianificazione dell'omicidio. Duranti, legata da rapporti di parentela con la vittima, avrebbe avuto un ruolo determinante nell'accesso all'abitazione e nei rapporti con l'anziana. Genovini sarebbe stata soffocata in casa. Dopo il delitto, per depistare le indagini, sarebbe stata utilizzata l'auto della pensionata nel tentativo di simulare un allontanamento volontario e allontanare i sospetti da un omicidio patturato invece tra le mura domestiche. Durante l'interrogatorio, Erika Cuscela ha respinto le accuse, ma ha scelto di non entrare nel merito delle contestazioni, preferendo riservarsi di farlo in un secondo momento davanti al pubblico ministero. Un passaggio che lascia aperti molti interrogativi, mentre l'inchiesta prosegue per chiarire i ruoli e le presunte responsabilità nel delitto che ha scosso il Senese e che coinvolge anche il Vicentino.